Serra Morena, delegata WIL FPL, Fondazione Venezia. Ecco, io rappresento un po' una figura diversa dalle residenze, siamo gli operatori sociosanitari territoriali, comunque colleghi vostri. E niente, sono qui per rappresentare questi 250 lavoratori che lavorano fuori, all'aperto, con il caldo, con il freddo e percepiscono 9 euro all'ora lordi. Quindi credo che sia giunta l'ora di pensare veramente di metterci assieme, di unirci e di riuscire ad avere veramente un contratto dignitoso, un contratto che permetta a tutti quanti, indistintamente, di poter condurre e continuare ad avere una qualità di questo lavoro, di questa assistenza che noi diamo agli anziani continuamente, sia nelle loro case che nelle strutture, di altissima qualità, perché la qualità la facciamo noi lavoratori. La struttura è bella, sì, preparata, tutto, ma in realtà la persona che poi si confronta e che assiste il malato siamo sempre noi. E non è possibile che continuiamo a essere sfruttati in questa maniera. Noi del terzo settore siamo gli ultimi, siamo i figli di un Dio minore. Non abbiamo un contratto unitario, ci hanno bloccato 3 anni di scatti di anzianità, continuiamo a percepire stipendi da fame e credo che sia il momento giusto questo, con l'aiuto poi delle figure sindacali, di veramente puntare i piedi e alzare la testa, perché o adesso o mai più. Adesso è ora veramente di rompere le righe, di andare avanti e farci rispettare. Grazie.